Nonostante gli impegni e le promesse, continuano le esercitazioni militari al poligono Drasi, a 2 passi da Punta Bianca, candidata a diventare riserva naturale. Ecco come si presentano oggi le strade, dopo 4 giorni di esercitazioni da parte del 4° Reggimento Guastatori e Lancieri da Aosta. Strada impraticabili e danneggiata al passaggio di mezzi pesanti e carri armati. Eppure lo scorso 13 maggio il Genio Militare aveva avviato i lavori di bonifica in tutta la zona attorno al poligono, a seguito dell'impegno preso dal generale Corrado Dalzini, comandante della Regione Militare Sud, che il 29 aprile aveva effettuato un sopralluogo nella zona, convocando anche la stampa. In quell'occasione l'alto ufficiale, pur sottolineando l'importanza delle esercitazioni, tuttavia si disse favorevole alla possibilità che venisse individuato un altro sito. Ma ad oggi nulla è cambiato, il poligono Drasi continua ad essere il luogo delle esercitazioni, tra disagi e danni alla zona, come denunciano da tempo le associazioni ambientaliste con in testa Mare Amico di Claudio Lombardo. Si continua a sparare nonostante le promesse di istituzione di una riserva naturale orientata. L'assessore ci aveva promesso lo scorso mese che entro il 2013 avrebbe provveduto a istituire questa riserva. Aspettiamo, il giorno 23 ci riuniamo noi, Lega Ambiente e Mare Vivo, insieme con il consorzio turistico e il distretto turistico, proprio per fare il punto della situazione. Cosa comportano questi spari a livello di inquinamento? Ma allora noi abbiamo innanzitutto un inquinamento acustico che tutti i cittadini subiscono. Poi lì sarà una riserva, lì la flora, la fauna, i terreni vengono inquinati dalla presenza del piombo, ma soprattutto il mare. Noi stiamo preparando un dossier, da 57 anni si spara e si spara alzo zero e i proiettili vanno a finire a mare. Il mare è pieno di proiettili, di ogive che contengono piombo, cadmio e altre sostanze tossiche e inquinanti per il nostro mare.